Tell me why you want love, why my love. Tell me why you want love, why, don't know, tell me why. Bene ragazzi, ci siamo? Sì, non so se si sente ma non importa, va benissimo. E allora intanto i saluti di tutti, del nostro presidente che arriverà più tardi e di tutta la giunta. Siamo felicissimi, io vabbè come assessore allo sport quando vedo bambini, ragazzi che insomma si mettono a fare attività, e con Cristina e con Bea insomma ci abbiamo lavorato un po', ma vedrete che sarà una bellissima giornata, e con tutto lo staff del Club Vela, con cui per tutto, quindi Società Rarinante e Club Vela oggi sono veramente uniti come deve essere secondo me, perché siete vicini di casa, fate le cose insieme, anche se magari distinte a volte, ma a volte si possono fare delle belle cose insieme, perché la vela, lo sport ci unisce, e quindi grazie veramente a tutti di essere qui. Grazie. Vieni qua, metti le zampe qua, vai lì, vedrai che non brucia. Perfetto. Ok ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, nessuno sulla doppia fila, venite avanti, voglio vedervi tutti davanti. Perfetto, allora io mi chiamo Nicolò. Poi dopo devo fare una presentazione e userò il microfono. Però prima di presentare me, che poi vi racconto cosa faccio, ma brevissimo, vorrei sapere come vi chiamate, quindi un giro di nomi velocissimo di tutti. Edoardo, Giovanni, Elisa, Antonella, Alza la voce. Aurora, Caterina. Avete sentito?
Sulla voce. Caterino, Adele, Di più. Bianca, Elena, Francesco, Leonardo, Giulio, Matteo, Giacomo, Martina, Sveva, Ernesto, Greta, Sentito? no, Vai, vai. Greta, Giulia, Cristian, Aurora, Giulia, Pronto? Edoardo. Ok, grazie. Applauso a tutti, bravi. Ok, prima prova passata. Molto bene. Ok ragazzi, allora io oggi sono qua e dobbiamo fare un gioco che è... Mi presento, ok, io sono Nicolò Di Tullio e sono uno young leader del Comitato Internazionale Olimpico e in questo ruolo mi occupo di sport e sostenibilità e ambiente, perché io ho sempre fatto sport del mare, sport dell'acqua. Ho fatto vela, ho fatto nuoto in mare, faccio surf, ho fatto e sono campione di Coppa del Mondo e di Coppa Europa di salvamento oceanico, che forse voi non conoscete molto. È uno sport che è un po' un misto tra corsa, nuoto, kayak e surf. Ma oggi sono qua per raccontarvi qualcosa. Vai, vai, vai. Cos'è? Faccio kayak con mio papà. Applauso, fa kayak. Ok, quindi Il kayak. Gonfiabile. c'è il kayak gonfiabile. Facciamo applauso? Applauso. Ok, oggi sono qui per chiedervi una mano, perché a noi piace tanto fare sport e sappiamo quanto l'acqua è importante per noi, però molte volte ci dimentichiamo anche di non sprecare l'acqua. A volte quando ci laviamo i denti lasciamo i rubinetti aperti, quanti lo fanno? Non succede mai a nessuno di voi? Qualche volta può succedere. Una volta a lui è successo, Anche a me una volta è successo, lo ammetto, anche a me è successo. Anche a Cristiano è successo. Oppure anche quando per esempio laviamo le barche a vela o laviamo il kayak, dopo essere stati in mare, molte volte usiamo più acqua del dovuto. E quindi oggi vogliamo fare un gioco insieme per capire quanta acqua ciascuno di noi usa. E per poterlo fare tutti insieme ci organizziamo per riempire quella piscinetta che vedete dietro di voi fino alla fine del colore arancione. E per poterla riempire corriamo dal mare con i secchi e ce li passiamo i secchi, facciamo una bella catena perché tutti insieme possiamo cercare di ridurre l'uso di acqua e poi riportiamo il secchio fino all'acqua, quindi facciamo un bel cerchio come questo intorno ai retini fino all'acqua e versiamo l'acqua all'interno del secchio. Questo è importante per riuscire a capire tutti insieme quanta fatica ci vuole e quanto è importante ridurre il consumo di acqua. Va bene? Cristian, chiedo il tuo aiuto. Esattamente quanta acqua consumiamo noi in Italia all'anno? 240 litri. Avete presente quanto sono 240 litri? 140 bottiglie. 240 bottiglie da un litro. Quant'è una bottiglietta piccola? Mezzo litro, quindi immaginate 480 bottigliette da mezzo litro. Io non so se il bar ce l'ha sopra 480 bottigliette da mezzo litro. Ok? Allora adesso ci organizziamo tutti insieme e facciamo un primo giro di prova di questo gioco. Allora andiamo tutti vicino all'acqua. Questo è troppo grosso.
Siamo da ora. Dammi una mano se vuoi. Sinceramente non so cosa fare perché sto andando a braccio completamente. Arriviamo fino qui, Va bene. Siamo quasi all'inizio del tavolo. Brava. Oggi questo gioco con i bambini è stato importantissimo per poter trasferire loro l'importanza, ma soprattutto il valore che difficilmente percepiscono anche gli adulti dell'acqua che noi usiamo. 230 litri ogni giorno vengono consumati da ciascuno di noi in Italia, questa è la media italiana. Oggi per fare questo gioco abbiamo usato l'acqua del mare, abbiamo la grande fortuna di essere una città di mare e di essere vicini al mare anche in questo momento. Non abbiamo utilizzato acqua potabile e infatti tutta l'acqua che abbiamo utilizzato è stata restituita al nostro grande amico blu. Ragazzi, venite qua! Fino all'arancione. Allora immaginate che questa è la quantità di acqua che noi consumiamo all'anno. Ok, tutta questa è al giorno, scusa. Ok, questa è la quantità di acqua che ciascuno di noi consuma al giorno. Quindi pensate alla fatica che avete fatto per riempire questa piscinetta. Ecco, tutta questa fatica è quella che ci serve o che ci dovrebbe servire per permetterci di consumare l'acqua che noi consumiamo o che meglio sprechiamo al giorno. Ok? È tantissima acqua, abbiamo fatto fatica per riempirla. Non abbiamo fatto fatica per riempirla. Sì che abbiamo fatto fatica. Ci siamo divertiti e abbiamo fatto fatica per riempirla. Ok? Quindi cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo cercare di fare? Possiamo fare ancora un po' il bagno? Sì, potete fare ancora un po' il bagno. Dai, tutti in acqua al bagno.
nostro special guest Nicolò Di Tullio, oggi con noi a Imparando Veleggiando, campione europeo e mondiale di salvamento oceanico. Allora Nicolò, veramente siccome hai un curriculum sportivo da studente veramente importante, ho piacere proprio che me lo elenchi quasi, perché no, veramente, perché noi abbiamo, è un onore per noi averti con te e mi piacerebbe che anche gli altri sapessero tutte le valenze che ha la tua persona. Grazie Cristina, grazie per avermi invitato a questo evento che sento molto vicino a quello che ho fatto e quello che faccio ancora adesso. Io sono qui in questa veste di Young Leader del Comitato Internazionale Olimpico, per cui sicuramente la rilevanza del mio ruolo di atleta come campione europeo e mondiale di salvamento delle prove oceaniche, ma anche con il mio impegno in ambito sportivo come formatore della Federazione Internazionale di Surfing è qualcosa che voglio portare a disposizione di questo evento, perché si parla di mare, perché si parla di sport e perché è lo sport per qualcos'altro, e questo qualcos'altro io lo identifico molto con la mia carriera anche da studente prima, da docente a scuola in un periodo subito post pandemico e attualmente come dottorando in management della sostenibilità alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Quindi queste due anime che sento dentro di me, che si uniscono in alcuni eventi come in questo, che trovo particolarmente come dire, opportuno per parlare di mare, per parlare di sostenibilità, di rispetto del nostro mare e di insegnamento, di promozione verso i più giovani attraverso lo sport della vela. A proposito dei più giovani, prima ti abbiamo visto veramente gestirli in maniera quasi anche commovente, perché ti trovi proprio a tuo agio. Cosa pensi di questa iniziativa? Io credo che il coinvolgimento dei più giovani sia la forza dalla quale noi possiamo poi trarre ispirazione per fare le decisioni del futuro. Io credo che i policy maker da livello, come dire, municipale, territoriale, sino a livello nazionale o anche europeo e internazionale debbano veramente ispirarsi a quelle che sono le necessità e le richieste dei più giovani. Noi abbiamo, e io questo lo sento crescendo, no? Anche passando nei diversi ruoli da atleta a tecnico sportivo e così via, abbiamo il dovere di prenderci cura dell'ambiente nel quale viviamo e dei più giovani. Guarda, intanto ti ringrazio nuovamente, e poi questa tua vita anche tra Genova e Monaco e anche il mondo, quindi internazionale, chissà che non riservi qualche sorpresa anche sul Principato, a parte che sappiamo che fai anche lezioni all'università, se non sbaglio. Tra le tante attività nei prossimi mesi che mi vedranno impegnato anche al Principato, c'è formalizzata una docenza presso l'Università Internazionale di Monaco proprio in un master riguardo il management dell'innovazione e della sostenibilità, quindi è una grandissima opportunità. Ringrazio l'Università Internazionale di Monaco per avermela data e questo sarà un primo passo per poter condividere e per poter raccontare e per poter lasciare anche una traccia di quello che sono in giovani generazioni, anche universitarie in questo caso, forse qualche anno di più rispetto a quello che abbiamo avuto oggi. Sempre New Generation. Va bene, rimanete con noi quindi anche tra Genova e Monaco con Veleggiando. Grazie. Grazie a tutti.